prima edizione del trofeo Antenor Energia, per cui il primo ringraziamento va ovviamente al nostro sponsor, il nostro main sponsor. Direi che questa prima edizione non può che vederci pienamente soddisfatti, sia per la partecipazione sia anche per la qualità di quello che abbiamo visto in campo. 7 le squadre presenti quest'oggi nella categoria Pulcini, poi replicheremo nel pomeriggio con la categoria Esordienti. Bellissime giocate, come è per questa categoria previsto, ovviamente nessuna classifica, ma una giornata all'insegna veramente del divertimento, quindi l'aspetto ludico ha prevalso sicuramente su quello tecnico, ma se dovessimo guardare la qualità, l'evoluzione tattica già di questi piccoli atleti e le giocate a cui abbiamo assistito, direi che la qualità a cui abbiamo assistito è stata di altissimo livello. È stato un bellissimo torneo, i ragazzi si sono divertiti moltissimo. A Mestre abbiamo iniziato quest'anno con il nostro responsabile tecnico Nicola Pagliante un progetto soprattutto sul settore giovanile. Abbiamo iniziato dai Pulcini fino ad arrivare alla categoria Under 19. Noi quest'anno facciamo solo calcio a 5, dal prossimo anno, da settembre, inizieremo l'alternanza anche con il calcio a 11. E abbiamo visto che girando un po' per il Veneto chi fa calcio a 11 ha anche un'altra impostazione e una forza un po' diversa rispetto ai calciatori di calcio a 5. Sono venuto qui ad allenare un mix di giocatori, e un mix praticamente è un insieme di giocatori che vengono gran parte dall'alta marca e da una piccola parte dell'Arcade. E sono 2 settimane che sto facendo questa esperienza con questi ragazzi qui per un torneo prestigioso che andremo a fare la prossima settimana, e devo dire che ho trovato un gruppo veramente forte sotto tutti i punti di vista. È stata una bella esperienza, anche perché dei giocatori che comunque si conoscono da pochissimo e che si stanno conoscendo in queste settimane qui, che si cercano, che si trovano e che incominciano a fare già un gruppo, amicizia, è una bella cosa. Quest'anno per me è stata la prima esperienza di allenatore di calcio a 5 e sono capitato in un bell'ambiente. Ho fatto 11 anni di allenatore di calcio a 11 e quest'anno ho provato questa nuova esperienza e devo dire che è stata veramente entusiasmante. Partivo con dei pregiudizi che però si sono completamente ribaltati, anzi dal punto di vista dell'allenatore la possibilità di lavorare sulla tecnica di base con i ragazzi in modo molto spinto, la velocità d'esecuzione, il tocco di palla che nel calcio a 11 sì, si fa, però magari le strutture, il campo di fango in certi momenti dell'anno non ti permettono di fare alcune cose, e qui nel calcio a 5 riesci a sfruttare tutto l'anno, e noi abbiamo approfittato di questo torneo per prolungare l'anno perché i ragazzini ne avevano bisogno. Noi siamo una società che fa calcio normale, nel senso che i tornei di calcio a 5 li facciamo durante le pause del campionato o finiti i campionati. I ragazzi si adattano particolarmente bene a questo tipo di sport. La velocità e il fatto di essere squadra è fondamentale, loro lo sono diventati col tempo, e l'essere molto uniti li aiuta molto nel calcio al 5. Ma nella nostra società si sa che è una società che punta proprio sul settore giovanile, e questa è la nostra forza. È da anni che giochiamo le varie categorie di C1 prima, di Serie B poi e adesso l'anno prossimo di A2 con giocatori di età media di 21 anni. E questa è proprio la forza di questa società, che vuole puntare molto sul settore giovanile, vuole far crescere giovani naturalizzati appunto italiani. E diamo già l'appuntamento alla stagione 2019-2020 perché ci sarà sicuramente la seconda edizione del trofeo Antenor Energia.